Amici dell'edicola di Pinuccio, appassionati di pallavolo, buonasera, benvenuti. Questo è il Pallabonini, questa è Jolly Cinquefrondi contro Savam Costruzioni, Volley Letojanni. Quinta giornata di campionato Serie B maschile, girone L1. Volley Letojanni, proveniente da una sconfitta contro Lamezia per 3-2. Stessa cosa la Jolly in casa della Rumi Lube Catania. Qui con me al commento, come sempre, Renato Gallo. Buonasera a tutti. Alla regia Annalisa Gallo, qui che vi parla è Gabriele Bonini. Volley Letojanni, una squadra costruita molto bene. In settimana, tra l'altro, Renato, è arrivata la conferma che non ci saranno le retrocessioni. Io l'ho detto la settimana scorsa, non mi sento in cuffia però. Non mi sento in cuffia. Prova. Ci siamo? La regia ci sente, vero? Sì. Non ci sono io, sono basso. C'è l'inno della Jolly Cinquefrondi al Pallabonini. Le squadre sono pronte qui ai saluti. Eccole. I saluti a distanza anche tra le panchine. Gli applausi dei giocatori. È quasi tutto pronto per questo match. Sulla carta si preannuncia un match facile per Letojanni, ma nello sport nulla è scontato. Ex da una parte e dall'altra nella Jolly Cinquefrondi degli esposti e Francesco Pugliatti sono ex Letojanni. E nel Letojanni Chillemi, ex Jolly. Schipilliti, io sono sempre basso però non mi sento, Prova. Gli arbitri hanno preso posto. Non ho la mascherina. Squadre schierate in campo. Arbitri dell'incontro. Primo arbitro Elena Morello. Secondo arbitro Antonio Mazza. Jolly in campo con Remo, Vaiana, Bonati, Ciccio Pugliatti, Alessandro Santacroce e Luca degli Esposti. Letojanni invece in campo con Nicosia, Battiato, Cortina Arena, Chillemi e Saglimbeni. Matteo Bonati al servizio. Il libero del Letojanni, Cavalli, adesso in campo. Nomi vecchie Sì, conoscenze nelle Letojanni, già incontrate negli anni scorsi. Bonati al servizio, riceve il numero 6 Cortina. Giovanni. Copertura di Ciccio Pugliatti, degli Esposti per Fabio Remo. Pallone spinto ad alzare Cavalli. Chillemi ancora, tocca il muro. C'è degli Esposti in bagger. Poi Ciccio Pugliatti. Pallone che torna nel campo della Jolly, c'è il muro. Pallone recuperato. All'indietro Battiato ancora per Chillemi. Bravo. Qua reattivo Ciccio Pugliatti che schiaccia, c'è la copertura di Alessandro Santacroce, lungo scambio tra le due squadre, la copertura a fondo campo,
Giovanni Chillemi chiamato in causa, ancora Ciccio Pugliatti a coprire, degli esposti in bagger per Ciccio Pugliatti, c'è Cavalli, ancora Chillemi, pallonetto però la rete, Walter Vaiana se la porta via. Lungo scambio, bello. Bello, bello. 1-0 per le Toianni. Cambio di libero per la Jolly, quindi doppio libero. In difesa Santa Croce e in ricezione Simone Puntorieri. +1 delle Toianni. Nicosia al servizio. Allora, il Cavalli libero mi dicevano che è il vecchio Cavalli che era schiacciatore, ti ricordi in quella Sì. partita? Quando andava in battuta, mi ricordo la Esatto. tua di Out. battuta. Intanto out il servizio di Nicosia, 1-1. Renato, nuovo Taraflex qui al Pallabonini. Walter Vaiana al servizio. Uno a uno. Cala il silenzio al Pallabonini. Cavalli. Attenzione. Con Ormai- il piede Peppe Orlando, l'abbiamo visto anche settimana scorsa. Fabio Remo, tutto braccio. Cavalli. Free ball, vediamo come la gestisce la Jolly. Degli esposti. Peppe Orlando, l'Orlando Bello. furioso. In questo Cavalli. caso 2-1. Ottimo il primo tempo della Jolly Cinquefrondi. Belle costruzioni da una parte e dall'altra. Walter Vaiana ancora al servizio, il centrale di Prizzi. Walter Vaiana riceve Cavalli, in difficoltà qua il Letoianni. Remo degli esposti al centro per Peppe Orlando, la copertura di Remo, ancora degli esposti per Peppe Orlando, però stavolta non poteva schiacciare bene. C'è Saglimbeni, degli esposti, stavolta cerca Ciccio Pugliatti, come dicevamo prima l'ex della partita. Chillemi a schiacciare, Murato, degli esposti ancora verso Ciccio Pugliatti, colpisce forte, non c'è il tocco del muro, secondo arbitro era lì. 2-2. Chillemi al servizio. Cambio pallone ovviamente. Altro ex della partita, Giovanni Chillemi al servizio, Sì, tanti anni, un paio d'anni c'è stato qui. sotto la guida di mister Polimeni. All'ultimo anno, Renato, ti ricordi come l'abbiamo visto? Con che maglia l'abbiamo visto? Con la maglia di libero. Riceve Fabio Remo, degli esposti per Ciccio Pugliatti, Murato. Ottimo muro del Letoianni. Sì, E non era male la costruzione della Jolly. palla molto vicino alla rete, Gabriele. 2-3. Ciccio Pugliatti è andato a tutto braccio, ma aveva la finestra chiusa. Ancora Chillemi per Letoianni, 2-3. Spin, ace. Simone Puntorieri non riesce a ricevere questo pallone spin di Giovanni Chillemi. Ed è il primo break per il Letoianni, 2-4. Ancora Giovanni Chillemi, sempre spin, sempre su Puntorieri. Degli esposti con una mano per Ciccio Pugliatti. Bella! Ottima, ancora una volta la costruzione della Jolly. Cavalli non è riuscito a tenere in gioco questo pallone. 3-4. Ecco, abbiamo visto anche il replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Oggi stiamo sfruttando una delle telecamere dell'impianto. Buona. Bella la spin di Fabio Remo. Buona anche la... Buona la costruzione del Letoianni. Cortina ha schiacciato. Sì, era bella lunga però.
3-5. Vediamo se riusciamo ad avere l'altra telecamera. In battuta Un po' a Battiato. scatti, quindi per adesso non la mandiamo. Pallone su Fabio Remo, degli esposti verso Ciccio Pugliatti, Murato. Ci ritenta Ciccio Pugliatti e fa bene, fa bene. Non era pronta a questa risposta. Sì, il muro in discesa non è riuscito a intercettare la palla. E sul secondo tiro di Ciccio Pugliatti Anche finisce. Arena, Renato in campo con la mascherina. Abbiamo visto contro la Tondo Callipo, un altro centrale che teneva la mascherina. Ciccio Pugliatti, spin per lui sul nastro. Era forte questo Era pallone. molto forte. Sì. Fosse stata qualche centimetro più in su. Bene, dobbiamo per cominciare a prendere le misure. Sì. Altro break del Letojanni, 4-6. Saglimbeni al servizio. Una squadra matura, Gabriele. Lunga. Abbastanza. 5-6. Errore di Saglimbeni. Accorcia la Jolly. Peppe Orlando al servizio. Molto tesa su Giovanni Chillemi. Così così questo pallone. Da dietro Giovanni Chillemi. Fortissimo. Con questa schiacciata non riesce a tenere in gioco la Jolly e va avanti nuovamente di 2 Letojanni. Cortina al servizio. Riceveremo per la Jolly in bagger degli esposti Matteo Bonati, Cavalli, Buono bravo Cavalli. su questo pallone. Cortina in bagger per Saglimbeni, ma è 4. 4. La schiacciata di Giovanni Chillemi che finisce sulla rete. No, era Saglimbeni, Renato. Saglimbeni. Sì, sì, sì. 6-7. Chillemi è di qua. Si prepara Luca degli Esposti al servizio per la Jolly. Forte la sua battuta, Sì, stanno... ma troppo lunga. Sta giocando di nuovo con devono le spin. forzare. Sì, 6-8. Anche Prima o poi prenderemo le misure. Anche sabato scorso Renato la Jolly aveva incominciato con le spin, il primo set, poi tutte flot. Arena al servizio. Simone Puntorieri a ricevere degli esposti per No. Fabio Remo. Non ha la giusta corsa per arrivare su questo pallone. Colpisce e manda sulla rete. +3 del Letojanni. Ancora Arena al servizio. Matteo Bonati degli esposti per Remo, che sfrutta il money out questa volta Remo. Ha toccato anche l'asta il pallone e accorcia la Jolly, -2. Al servizio Matteo Bonati per la Jolly. Out. E per poco. Viene letta bene dai giocatori del Letojanni. 7-10. Terzo quarto errore al servizio per la Jolly. Nicosia al servizio, l'alzatore della Letojanni. Su Puntorieri riceve malissimo. Bene. Oh, è scivolato. Era bella l'alzata da fuori campo di Fabio Remo, però incespica Ciccio Pugliatti. Per fortuna che non si è fatto niente.
7-11. Si era anche molto arrabbiato Fabio Remo quando ha visto il suo compagno cadere, perché aveva recuperato un buon pallone. 7-11. Sempre su Puntorieri. All'indietro È cerca lunga. Fabio Remo, out. 7-12. Lunga la schiacciata di Fabio Remo. Sì, e infatti time out di mister Pellegrino. Jolly che non ha preso le misure del campo avversario. No, è uguale, non hanno messo un tappetino nuovo, ma è rimasto uguale. 7-12. Primo time out qui al Pala Bonini di Cinquefrondi. Jolly pronta a rientrare in campo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo a casa E anche quelli che non ci stanno seguendo. che ci seguiranno magari dopo. Ci seguono dalla macchina, dal lungomare. Oggi è stata una bella giornata qui a Cinquefrondi. 60 spettatori attuali. E salutiamo tutti quanti, ovviamente. Incomincia Giovanni, Francesco, sono 60, eh? Nicosia al servizio. 7-12. Simone Puntorieri, degli esposti, costretto a Oh! a sistemare il pallone. Ciccio Pugliatti si rifà dell'errore precedente. 8-12. Molto forte questa battuta, Sì. questa schiacciata. Cavalli era sulla palla, ma non è riuscito a ammortizzare. La palla è schizzata via a fondo campo dalla parte opposta. Walter Vaiana pronto 8-12. al servizio. Sui 2,1 metri, 1 centimetro. Cavalli a ricevere. primo tempo del numero 3 Battiato. In questo primo tempo del Letojanni. 8-13. Alzate l'audio, mi dicono da Chillemi casa. siamo al massimo, Out. siamo Il servizio in di distorsione, Chillemi. dovete alzare poi un po' il volume. Ok, a posto. Fabio Remo al servizio. Intanto saluto Albano, il papà di Peppe Orlando, che ci ha mandato i saluti. Fabio Remo in spin, Cavalli ha ricevuto. Morato, Saglimbeni. Ancora Saglimbeni, chiamato Bravo. in causa. Guarda qua che schiacciata. Buca il muro avversario. E anche la difesa della Jolly. 9-14. Battiato al servizio. Battiato, flot su Matteo Bonati. Non era facile. Simone Puntorieri in bugger per Ciccio Pugliatti. E tocca la rete, il muro del Letojanni. Una palla in campo. Si accusa Arena. 10-14. Arriva il pallone piano piano. Eccola qua la telecamera dal lato Cinquefrondi. Stiamo vedendo in questo momento. Al servizio Ciccio Pugliatti. Spin. Aiuta con il nastro. Di facile lettura. Ed è out Per numero 7 il muro Arena. Jolly. 10-15. Al servizio Saglimbeni. Puntorieri. E Attacco centrale. Peppe Orlando. l'Orlando Furioso.
Era lento come... Sì, si è dovuto stirare, si è allungato di 5 centimetri, lo misuriamo poi. Abbiamo visto in volo che ha fatto uno sforzo per raggiungere la palla. Poteva leggere meglio il Letojanni questo attacco. 11-15. Peppe Orlando, autore dell'ultimo punto al Su servizio. Chillemi bene. Oh, sfrutta bravo, bravissimo Cortina, sbaglia la rincorsa ma sfrutta le mani del nostro alzatore. Fatto benissimo. Forse era già giù quando ha colpito il pallone. Sì. Servizio Letojanni. Fabio Remo. Pipe, Ciccio Pugliatti. Bravo Cavalli, Cavalli. bene. Saglin bene per Giovanni Chillemi che non può palleggio. approfittare. Negli esposti a cercare Matteo Bonati. Recupero dopo Saglin bene. muro. Negli esposti in copertura. Puntorieri in bagger. E si insacca questa volta. È buona? No, 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 è doppia. Era stata recuperata, sai? Era stata recuperata. No, è doppia perché sì, è recuperato col piede, ma è rimbalzata sul corpo. È toccata 2 volte con il piede. È rimbalzata sul corpo. Se no era riuscito. Infatti. 12-16. Degli esposti pronto in battuta per il 5 frondi. Vediamo se va in spin. Sì, va in spin. Ed è preciso. Spin. Bravi qua i giocatori del Letojanni. In bagger Santa Croce. Bonati. Bravo. Matteo Bonati. Bravi. Mani out. Bene anche lo Scugnizzo di Siderno. Salutiamo la mamma. Ciao Romina. Io sto iniziando con i nomi, sono 60, me ne rimangono. Prima ho dati 3, 56. 13-16. Ancora Luca degli Esposti al servizio. Altro ex della partita. E stavolta si ferma sulla rete. Prima era più di precisione la sua battuta. Adesso ha cercato la forza. Rientra Battiato. Cambio per la Jolly, esce Fabio Remo, entra Massimiliano Lopetrone. Eccolo inquadrato. Arena al servizio per Letojanni. Ok. Bisognava scrivere ovviamente il cambio. Fischia adesso l'arbitro. Servizio Letojanni. Riceve Matteo Bonati degli Esposti. All'indietro per Matteo Bonati. Schiaccia, c'è la copertura. E l'ottimo recupero del Letojanni. Free ball Jolly degli Esposti. All'indietro ancora per Matteo Bonati. Viene murato. Viene murato Matteo Bonati. 13-18. Sempre compatto il muro del Letojanni. Non ne sbaglia una. Solo uno l'errore al muro del Letojanni fino ad adesso, che aveva toccato la rete. Arena ancora al servizio. Riceve Matteo Bonati degli Esposti per Massimiliano Lopetrone che tira troppo alto. Peccato, era coordinato bene. Ha cercato un colpo lungo, ma è stato troppo lungo. 13-19. In serie positiva al Letojanni, ancora al servizio Arena. Andiamo sempre su Matteo Bonati. Sempre su Matteo Bonati. Stavolta non preciso. Tocca il muro del Letojanni. Non era pronto Massimiliano Lopetrone su questa pallone. 13-20 e sfrutta il secondo timeout mister Pellegrino. Gianpietro Rigano, l'allenatore del Letojanni, assistente Mantarro Claudio. 13-20, squadre pronte a rientrare in campo dopo questo timeout. Fischia adesso il secondo arbitro. Arena pronto al servizio.
Stavolta Simone Puntorieri, libero. degli esposti al centro. una Pipe, pipe buona. di Ciccio Pugliatti. 14-20. Sicuramente stiamo vedendo una Jolly molto più lucida rispetto alle scorse partite. Vero. Più matura. Però siamo sotto di 6. La Jolly è sotto di 6. C'è da considerare la squadra che c'è dall'altra parte del campo. Nelle altre partite eravamo perché sbagliavamo tutto. Sì. È diverso stavolta. Matteo Bonati. Lunga Out. ha cercato l'angolino, ma spinge troppo. Pare che gliel'abbiamo mandata. 14-21. Servizio Letojanni. In +1. Nicosia al servizio. Jump float. Su Simone Puntorieri. Puntorieri. Degli esposti a cercare Ciccio di Pugliatti trovare. è buona questa palla. E c'è anche il tocco. Era sì. giusta, sì. 15° punto. 5 frondi. Era alzata perfetta. Sì. Difficilmente le sbaglia questi palloni Ciccio Pugliatti. Walter Vaiana al servizio. Per lui prima stagione in Serie B. Su Cortina. Primo tempo, muro di Peppe Orlando. Dalla parte opposta. Non tocca il tetto. Tocco del Era- muro, ma c'è difesa a fondo campo. Muro Oh! di l'Orlando Furioso. Monster block della Jolly su Saglin Bene. 16-21. Dai, 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 grida degli esposti ai suoi compagni. A caccia di una rimonta. La Jolly. Ancora Walter Vaiana al servizio. Tesa su Cortina. Si Si scontrano. scontrano. Vediamo come Bonati. sfruttiamo questo. Buona, buona. Peppe Orlando ottiene un testa out. Si è fatto male Saglimbene. Si tocca un po' Sì, lo e chiama stinco. time out ovviamente mister Rigano. 17-21. Mi richiamano dalla regia Saglimbeni e non Saglimbene. Non è un bene solo, ma sono tanti. Ok. Io correggo. Vediamo inquadrata la formazione ospite guidata da coach Rigano. No? Cosa? Bisogna prendere il pallone che è rimasto bloccato in una parte alta del palazzetto come secondo pallone. Intanto si gioca 17-21, squadre di nuovo in campo. Walter Vaiana al Sotto rete. servizio, colpisce male, non dà la spinta giusta al pallone e regala il 22° punto al Letojanni. È pronto già al servizio Giovanni Chillemi. Spin per lui, non forzata più di tanto, salta, se non mi sbaglio Cortina ha saltato e legge bene e ottiene il 23° punto per la sua squadra. Ancora Giovanni Chillemi al servizio. Vediamo, la Jolly si posiziona lunga. Infatti spin ricevuta bene degli esposti, alzata perfetta per Ciccio Pugliatti. Pallone arretrato per Cortina, schiaccia lo stesso. Mani out, lo ottiene, non sa nemmeno lui come Ciccio Pugliatti. Sembrava impossibile schiacciare questo pallone. Sono alzata dell'Orlando Furioso.
18-23. 23. Lo Petrone al servizio. Spin per lui? Sì. Pare. Bella, Buona! bellissima. Buona anche Bravo. la ricezione. Muro di Jolly! Legge bene Beppe Orlando. Bella azione, bella battuta. Buona la ricezione di Cortina. 19-23. È troppo bello quando vedi ragazzi come Lo Petrone provare questi colpi. La ritenta Massimiliano. Buona anche questa, su Cavalli tiene. Di qua Cortina. Tocca il muro della Jolly, la copertura di Ciccio Pugliatti degli esposti, cerca e trova Ciccio Pugliatti, Cavalli ancora. Cortina a tutto braccio. Non poteva far nulla Alex Santacroce. Molto reattivo Alessandro Lo Scugnizzu. Cerca di mettere una mano. È stato molto reattivo. Primo set point nelle mani di Battiato. Cala il silenzio al Palabonini. Schierata la Jolly ad arco. Si ferma sul nastro questo primo set point. Ora nelle mani di Ciccio Pugliatti al servizio per la Jolly. Ricezione Cortina, Chillemi, Cavalli. Forza. Sì. Spin. Tocca il nastro, Si Chillemi, tuffa bravo e Chillemi. reattivo. Alza da fondo campo ed è il muro, ma c'è, vediamo, non c'è, fuori campo. Si erano lanciati Cavalli e Chillemi alla rincorsa del pallone che finisce out. Altro set point annullato. 21-24. Bene così. Buona la battuta. Vediamo se ripete la spin su Cortina. Intanto c'è richiesta di formazione. Sì, da parte del capitano Sayin Beni. No, il capitano è il forse numero 7. Arena. Arena. Numero 7? Arena, sì. Fischia adesso l'arbitro. Ciccio Pugliatti. Sì! Oh, per un pelo. Rimbalza il 21-25. pallone. E Finisce torna. così questo primo set. Peppe Orlando che era rimasto sorpreso, Renato, l'hai visto? Ha visto questo pallone all'improvviso. È rimbalzato indietro, ha preso Sì. la parte alta del nastro. Comunque Renato, bravissimi i ragazzi della Jolly. Hanno disputato davvero un ottimo set rispetto a quanto abbiamo visto nelle altre partite. 21-25 il primo set al Palabonini di Cinquefrondi. Diciamo che perdere in questa maniera un set è tutt'altra cosa. Abbiamo giocato. Esatto. C'è più soddisfazione. Inquadrata la Jolly di Mister Pellegrino. E intanto ne approfitto per ricordarvi i nostri canali social, la nostra pagina Facebook Edicola di Pinuccio, la nostra pagina Instagram Edicola di Pinuccio, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it per stare sempre aggiornati. Manca il canale YouTube. Invito a iscrivervi sul nostro canale YouTube e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Si ripartirà quindi dall'1-0 per le Toianni. Vediamo se riusciamo ad avere i risultati delle altre partite. Innanzitutto vediamo chi sta giocando oggi. Allora, la partita oggi abbiamo alla Mesia Terme, la Raffaele e la Mesia ospita la Tonno Callipa, quindi derby calabrese. A Catania altro derby,
La Costa Papiro Dolce, la Costa Dolci Papiro ospita la Rumilube. Ora vediamo i risultati della scorsa giornata. Abbiamo delle belle partite, Renato. I risultati della scorsa giornata non ce li hai, li dico io. Letojanni contro la Lamezia, che ha perso per 3-2 in casa. Poi Tonno Callipo Calabria, Vibo Valencia ha perso per 3-1 contro la Costa Dolci Papiro. La Rumilube, l'abbiamo seguita in diretta sabato scorso, ha vinto per 3-2 contro la Jolly Cinquefrondi. Vediamo invece quali saranno le squadre ad affrontarsi nella prossima giornata. La Jolly Cinquefrondi ospiterà qui al Pallabonini la Raffaele Lamezia. Costa Dolci Papiro invece affronterà Letojanni, e la Rumilube MC Energy Catania affronterà Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia a Catania. Quasi tutto pronto per il secondo set qui al Pallabonini di Cinquefrondi. Squadre pronte a rientrare in campo. Sulle linee Jolly che conferma la formazione del primo set, quindi Orlando Pugliatti degli esposti, Remo che quindi viene confermato e non Massimiliano Lopetrone, Walter Vaiana e Simone Puntorieri e Matteo Bonati. Vediamo se giocherà ancora col secondo libero. Probabilmente sì, la Jolly. Quindi un libero di ricezione che sarà Simone Puntorieri e un libero di difesa che sarà Alessandro Santacroce. Stesso 6 invece per Letojanni. Chillemi che partirà al servizio, Saglimbeni, Cavalli, Nicosia, Arena, Cortina e Battiato. Chillemi al servizio. Spin per lui, non forza. Ci Buona. arriva Simone Puntorieri. Attacco centrale per Ottimo. Orlando. Mette a segno. Cerca e trova la precisione. L'Orlando furioso. Buono Puntorieri. Si è disteso su questa semi-spin, Sì. come la chiamiamo, di Giovanni Chillemi. Una spin rallentata. Giustamente la Jolly si era distesa lunga. Si era disposta lunga in ricezione. Vaiana al servizio. Su Cavalli che riceve bene. Primo tempo. In faccia. Colpito Vaiana. È atterrato. Tutto ok. Preso una botta incredibile Walter Vaiana. 1-1. Walter che adesso lascia il posto a Simone Puntorieri. Battiato al servizio. Battiato pronto, jump float su Matteo Bonati, degli esposti. Buona. Verso Ciccio Pugliatti. Tiene Nicosia. Saglimbene. Tocco del muro. Ciccio Pugliatti ci prova di nuovo, ma c'era Chillemi a fondo campo. Saglimbeni di nuovo, non ce la fa questa volta sul lungolinea di Saglimbeni. L'hai vista l'alzata di Nicosia all'indietro? Che cosa ha fatto Nicosia? 1-2. Comunque Saglimbene, non Saglimbeni, è scritto male sul foglio, perché sulla maglia c'è scritto Saglimbene, quindi l'abbiamo chiamato tutto il tempo Saglimbeni. Era giusto allora. Errore di battitura sul foglio. Tanto errore al servizio di Battiato, che battiate male la palla. Due pari. Non mi ha sentito il mio collega Renato che era senza cuffie. In spin Fabio Remo. Attacco centrale, si insacca ma recupera con il piede Ciccio Pugliatti.
L'alzata degli Esposti per Remo e stavolta non c'è. Sì, Remo Col piede Remo. da opposto. Sì, sta Posizione da giocando. opposto. Sì, sì. 2-3. Cioè era in seconda linea più che opposto. Avanti di 1 alle Toianni. Sagli bene al servizio su Puntorieri. Ciccio Pugliatti, tocco del muro, Chillemi si distende, Cavalli Solito. alza per Cortina. Bella. Si coordina bene, trova il buco e buca la Jolly. Gesto tecnico perfetto. Si è fermato prima di saltare. Sì. Coordinato in maniera perfetta. 2-4. Break le Toianni. E Sagli bene di nuovo al servizio su Puntorieri. Primo tempo, ma Oh, nessuno la palla nessuno in cade. copertura. La palla cade tra Bonati e Ciccio Pugliatti. Dietro alle spalle di Bonati e Ciccio Pugliatti. Tutta la Jolly a coprire nei 3 metri. 2-5. Vediamo se la Jolly riesce a colmare questo gap. Tesa su Bonati che riceve male ed è doppia. Ah, doppia degli Esposti. Forse un po' troppo frettoloso ad alzare questa palla. 2-6. Ancora Sagli bene al servizio. Su Puntorieri riceve bene, vediamo se c'è un primo tempo. No, Ciccio Pugliatti, muro. Si ricostruisce di nuovo su Ciccio Pugliatti, che stavolta di nuovo muro. Non c'è di nuovo la copertura alle spalle. E di nuovo là cade la palla. 2-7. Un passettino indietro. Cambio Bonati, Lopetrone. Massimiliano Lopetrone al posto di Matteo Bonati. Abbiamo visto nello scorso set Massimiliano Lopetrone. Però al posto di Remo era entrato. Riceve Simone Puntorieri. Degli Esposti. Primo tempo. Cerca e trova Peppe Orlando. Cavalli. In Cosia. Anche primo tempo di ma dall'altra parte. No! Non ci arriva Massimiliano Lopetrone. Per poco. Si ferma vedendo Ciccio Pugliatti. Poi Pugliatti si ferma vedendo Lopetrone. La palla. 2-8. Netto distacco tra le due squadre. Buona la ricezione di Simone Puntorieri all'indietro degli Esposti per Fabio Remo. Bravo Cavalli. In pipe, Chillemi, out. 3-8, si sblocca la Jolly. Pronto Ciccio Pugliatti al servizio. Out. No. La forza. Alta. Nono punto per le Toianni. Cortina al servizio. Massimiliano Lopetrone, così la ricezione. Poi mani bravo. out di Massimiliano. Bravo Massimiliano Lopetrone. Riceve, si propone. Male in ricezione, però degli Esposti è stato bravo a dargli un buon pallone in bugger. Poi bravo nell'attacco ad usare le mani del muro avversario. 4-9. Peppe Orlando al servizio. Tesa su Cortina. Giovanni Chillemi, muro out. Out. Mani out. Non di tanto, però. Bravi i giocatori delle Toianni a lasciare. 4-10.
Servizio corto, Di riceve Cortina. Simone Puntorieri. Di Cortina. Buona la schiacciata di Chi era? Massimiliano Arena? Lopetrone ancora. La Non era battuta Cortina. corta di Cortina mi è No, piaciuta. era Arena. Ah, Renato. E me l'ero preparata, ma ho sbagliato giocatore. Degli Esposti pronto al servizio, quindi Jolly in +1 sul 5-10. Spin per lui. Out. Ed è out. Sentito l'urlo degli Esposti al momento del servizio. +1 in entrambe le squadre. Adesso Nicosia al servizio. 5-11. Corto su Simone Puntorieri. All'indietro degli Esposti per Lopetrone. Bravo. Altro money out. Lo ottiene ancora una volta Massimiliano Lopetrone. Bravo, tutto braccio di forza. 6-11. Ed è Massimiliano Lopetrone ad andare al servizio con la sua battuta jump spin. Eccolo. Fallo Tocca di la piede. linea, tocca la linea. Lo fa quasi sempre. Infatti poi quando finisce, no? Quando cade giù è abbastanza oltre. Giovanni Chillemi al servizio. Ricezione lunga per la Jolly. Aspettano una spin. Sì. Riceve Puntorieri degli Esposti, attacco centrale Vaiana. Non è 4 tocchi. Non No, è perché 4 c'è tocchi. stato Ciccio Pugliatti, muro, ma c'è copertura Degli Esposti. degli Esposti. Di nuovo Ciccio Pugliatti, ma Out. è lunga. Cercava le mani del muro, ma erano troppo basse le mani del muro con questo tiro. Ha aperto la mano il più possibile Ciccio Pugliatti per schiacciare questo pallone. Però colpito in maniera abbastanza forte. 6-13, chiama timeout mister Pellegrino. Vediamo. Rientrano in campo le due squadre dopo il timeout chiesto da mister Pellegrino. 6-13. Secondo arbitro Mazzantonio dà l'ok. E vediamo Morello Elena. Primo arbitro. Si ricomincia. Spin per Chillemi. Stavolta la forza Bene. di più. Bravo Simone. Qui Ciccio Pugliatti. Monster block. Monster block battiato in coppia con Sayin Bene. Gli dice di no a Ciccio Pugliatti. 6-14. Cambio della Jolly. Entra Giacomo Varamo al posto di Fabio Remo. Alziamo un po' il muro. Sì. Di poco. Giusto i capelli a spazzola. Un super saiyan in Fabolino più là ce l'ha davanti, tagliati perché corti. con questa acconciatura bionda di Varamo. Spin ancora. Buona, Bravo Simone bravo. Puntorieri. Eccolo. Giacomo Varamo subito chiamato Doppia. in causa. Doppia di Sayin Bene, che prima tocca con le braccia, poi tocca con la faccia. Lui dice di no. Ci mette la faccia, dicono, ci suggeriscono. 7-14. Ridono l'arbitro assieme al capitano. Non l'hanno presa bene questa decisione i giocatori del Letojanni. 7-14. Bisogna asciugare il campo.
E già l'arbitro che hanno fatto a posto. Tutto ok. Vaiana Gioco al pronto a servizio. riprendere. Su Cavalli Alta, che non si bene piegano le Cavalli. dita. Alza Giovanni Chillemi. Tocco del muro. In bagger Vaiana, Ciccio C'è Pugliatti, di Morato. nuovo muro del numero 3 Battiato. E lo ripeto, solo un errore del Letojanni a muro. Cambio intanto, cambio di centrali. Entra Schipilliti ed esce Arena. Una vecchia conoscenza. Sì, ha giocato nella Franco Ticano Palmi le sue ultime stagioni. Schipilliti. Varamo chiamato in causa. Tocca il muro, Chillemi. Chillemi. Sali in Muro bene della Murato. Jolly. Si C'è la tuffa. bellissima copertura Bravo del numero 6. Schipillito, Guarda si gira. Schipilliti cosa fa. Bravo Cortina a recuperare un grande pallone. Sì. E poi torsione di Schipillito che infatti si tocca la spalla. Si tocca la spalla, è vero. 7-16. Risente del colpo a freddo. Sì. Battiato in battuta. Vediamo questa battiata. Lunga, no, però Lopetrone la prende. Tacco centrale Peppe Orlando. Tiene Battiato. Doppia. E doppia di Nicosia. Ha cercato una palla altissima. Si è dovuto spingere Sì, però tocca male. da posto, quasi posto 5, posto 6. 8-16. Varamo. Tenta la spin. Si ferma sulla rete. Non era male il lancio. Sagli Varamo. bene al servizio. Varamo molto amico con Giovanni Chillemi. E beh, era giovincello quando Sì, esattamente. Ha fatto Giovanni lo l'esordio teneva per quando, mano, diciamo. quando c'era Giovanni. Degli esposti. Costretto al palleggio Ciccio Pugliatti. Nicosia. Buona la schiacciata, la parata di Simone Puntorieri. Varamo la schiaccia come può. Chillemi per il Letojanni. Varamo colpisce Ultima. ancora. Ciccio Pugliatti. Bravo, rimane di lunga là. però per Ciccio Pugliatti. Buono il muro della Jolly. Pallone recuperato ancora una volta dalla Jolly. Vediamo costruzione del Letojanni. Forte la schiacciata di Saglimbene. C'è un altro recupero della Jolly. Pugliatti non forza questo pallone ed è facile. Forse questa era un po' accompagnata. Era un pallone basso per Schipilliti. Si chiude questo lungo scambio. Bello, bello. Bravi. Alla fine vince la Jolly questo lungo scambio con un monster block. 9-17. Molti recuperi in campo. Esatto, le ha prese tutte la Jolly. Approfittano di questa breve pausa Cortina e l'allenatore Rigano per poter parlare mentre si stava asciugando il campo. Chiede formazione Cortina. Ricomincia il gioco. Nicosia cerca, si insacca il pallone. Non ce la fa questa Cortina. volta l'Orlando furioso. Cortina si è stancato molto prima durante i lunghi scambi, Renato. Aveva il fiato Cortino. E chiama il cambio? Sì. Dicevo, non ce l'ha fatta l'Orlando furioso di piede finora. Abbiamo visto che è un bravo esce calciatore. Cortina, Renato, ed entra il numero 11 Mazza. Quindi Ora occhio. abbiamo i colpi di Mazza. Esatto, occhio che è anche al servizio. Il colpo di Mazza. 9-18. Abbiamo il secondo arbitro Mazza.
Battuta di Mazza, una bella spin, risponde Puntorieri e Ciccio Pugliatti. Buona la copertura di Varamo. Pipe out però. Peccato. Oh, c'è tocco? Tocco. Tocco? Eh sì, l'arbitro ha chiamato tocco. 10-18. Meno male, avevo già Evidentemente scritto. del muro. Non hanno protestato, quindi vuol dire Sì, che... sì, sì. Vabbè. c'è sta- Peppe Orlando al servizio. Bella. Teso. Mazza a Bella per ricevere. anche quella di Giovanni, ma c'è bella copertura, bella difesa di Ciccio Pugliatti. Lopetrone, mani out di Lopetrone sulle mani di Nicosia. Bravi ragazzi. 11-18. Belle costruzioni. Sì. Penso che adesso bisogna iniziare il pallone forse. No. Lo fanno ogni tot. Boh. Peppe Orlando al servizio. Ancora lui. Su Mazza. Mazza. Non riceve Sì. bene. Free fall. Vediamo come la gestisce la Jolly. È una pipe. E Non c'è è... Mazza, bravo. Non è caduta a terra la palla. Lopetrone di nuovo ed è out per poco. È in? Sì, 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 sì. Sì, chiamata da Saglimbene. In, bravo. Bravissimo Max. Max? 12-18. Come Mazza? Max, Massimiliano, Max. Ah, Max. Ho sentito Maz, ho detto che? Chiama time out. La formazione ospite. Sprazzi di Jolly contro una vera e propria macchina, quella del Leto Ianni. Era da seguire il match di settimana scorsa contro la Mezia. Sicuramente le due squadre hanno regalato spettacolo. (12-18). Jolly già pronta in campo. Leto Ianni che si sta schierando. Jolly in serie positiva, ancora al servizio Peppe Orlando. Teso, Cavalli che non tiene bene. Ace di Peppe Orlando. Buona questa sua float. Sì, molto tesa. Cavalli non riesce a fare un passo indietro per ammortizzare questo bugger. Eccolo inquadrato Peppe Orlando. E intravediamo anche la torretta di 5 frondi stampata sulla maglia della Jolly. Tesa di nuovo, ma su Mazza. Giovanni Chillemi, bella la palla. Ehi! Non c'è nessuno dietro. Jolly che era molto lunga. Era lunga. Sì. Giustamente dopo il tocco del muro non ci poteva essere una copertura buona. 13-19. Il risultato è quel che è, però Renato stiamo vedendo delle belle giocate da una parte e dall'altra. Schipilliti al servizio. Ha fischiato, Con calma Forse... Schipilliti. Lopetrone, c'è tocco del muro. Tocca il muro. C'è tocco del muro. Si è sentito. C'è tocco. Battiato. 14-19. Nicosia dice: al massimo il tocco è del mio compagno, non mio. Vabbè, però. Ma si è sentito anche, noi che siamo qua l'abbiamo sentito. Si è anche visto degli esposti. Chillemi, primo tempo, ma c'è Vaiana, tocco della rete. Eh sì, ancora si muove la rete. 14-20. Nicosia al servizio.
Lopetrone. Lunga per... Peccato, pallone lungo per Varamo. Tenta di arrivarci con il braccio sinistro, ma non riesce a toccare il pallone. E si porta a 21 Letojanni. Time out. Chiama time out mister Pellegrino. Il secondo per la Jolly. Uno l'aveva chiamato anche Letojanni durante la serie positiva di Peppe Orlando. 14-21. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo da Letojanni. Vogliamo i nomi. (14-21). Squadre di nuovo in campo. Così. Nicosia. Primo tempo di di Vaiana. Con l'aiuto del muro. Quindicesimo punto, 5 frondi. Massimiliano Lopetrone al servizio. Spin. Buona. Nastro lo ferma. Murato! Muro di Ciccio Pugliatti su Giovanni Chillemi. Ciccio Pugliatti con la forza ottiene questo punto. Chillemi tenta una parallela, ma c'era l'esterno del muro dal Ciccio Pugliatti. 16-21. Buona. Forse aveva toccato la linea. Lazzata così, tenta Sagin bene un recupero impossibile, non riesce. 17-21. Buona la battuta, non l'ha toccata la linea, la punta è sollevata. E infatti dalla tribuna arriva un messaggio: stai attento alla linea, Massi. 17-21. Ancora una volta si è dovuto asciugare nel campo del Letojanni. Adesso fischia l'arbitro. Massimiliano Lopetrone al servizio. Buona anche questa, Cavalli. E mette ancora in difficoltà la ricezione del Letojanni. Nicosia non può arrivare su questo pallone. E il bomber Massimiliano. 18-21. Vedi che adesso Massimiliano ha battuto un po' più staccato time out Letojanni. E quindi tutti e 4 i time out sono stati chiamati in questo set, 2 per parte. Ti ricordi i tempi in cui c'erano anche i time out tecnici? Si parla di quanti anni fa? Quando eri baby cam. 4-5 anni fa. Poi sono stati tolti in Serie A per le questioni ovviamente del video check. Hanno deciso di toglierli anche in Serie B. Ad 8 e a 16 erano, giusto? Esatto. 18-21. Ancora Massimiliano Lopetrone al servizio dopo questo time out chiesto dalla formazione ospite. Buona anche questa, ancora. Tiene questa volta Cavalli, ma c'è una doppia. non ravvisata. Santa Croce in bugger rovesciato per Ciccio Pugliatti. È in. Bravo Ciccio Pugliatti. Bene bravo lo Santa scugnizzo. Perché 19-21? Perché bellissimo. 19-21? Corre ai ripari Letojanni. Perché 19-21? Corre ai ripari Letojanni e quindi chiude i cambi. Esce Mazza e rientra il numero 6 Cortina. E esce Nicosia, l'alzatore, ed entra il secondo alzatore, Sabella. 19-21, giusto? E avevo sbagliato riga. Gioco che può riprendere
Nicosia. Io ero arrivato già a Adesso 21 con riposare. la Jolly, capito? Li ho invertiti. Massimiliano Massimiliano. Lopetrone ancora al servizio, spin per lui. Buona Bachesta. Eccolo, il neo è entrato che fa una doppia. Sabella, 20-21. Le urla dei giocatori del Jolly che si abbracciano forte. Non si può gridare, l'arbitro forse richiama i giocatori della Jolly. 20-21, meno 1 della Jolly, 6 punti consecutivi. Ancora Max al servizio. Questa volta è out. Questa volta colpisce alto e torna in break Letojanni. 6 punti consecutivi di Massimiliano Lopetrone al servizio. Artefice di tutti i punti, sia per gli ace sia per la difficoltà di costruzione che ha avuto il Letojanni su queste bombe. Giovanni Chillemi al servizio. Vediamo se effettuerà una spin. Sì. Forte. E lascia sfilare Puntorieri. Però sulla linea era in 20-23. Si carica il Letojanni. Non l'ha chiamata nessuno questa palla out. È caduta sulla linea, non so se c'è il replay. Era abbastanza dentro secondo me. Non era sulla linea. Ancora Chillemi al servizio. Sempre spin e di nuovo lascia sfilare Simone Puntorieri. È uguale a quella di prima. Sì, 20-24. Va al set point Letojanni che esce da quel momento di difficoltà e ha 4 set point disponibili. Ancora Giovanni Chillemi al servizio. E Questa volta è out. Legge no. Bene lo Scugnizzo. Eh sì, è entrato Santa Croce a ricevere. E legge bene. 21-24. Primo set point annullato. Cambio al servizio per la Jolly. Esce Walter Vaiana, entra Peppe Fazzari. Peppe Fazzari, altro prodotto del vivaio Jolly. Locale. È un DOP. Chilometro zero. Chilometri zero. 21-24. Buono il suo servizio. Oh, peccato. Peccato. Sembrava buono. 21-25 come il primo set. Però un secondo set la Jolly molto più attiva. Sì, sì. Ma già nel primo si è vista agguerrita, con voglia di giocare a pallavolo. Contro una squadra d'esperienza con giocatori di serie. Ricordiamo Giovanni Chillemi che con noi ha fatto diversi campionati. Quindi il primo set è finito 21-25, 21-25. Fotocopia. Non proprio. Sì, vabbè, Letojanni in questo set ha avuto più spazio. Jolly che nel primo set è stata molto più attenta, ma comunque ha fatto 6 punti consecutivi con un ottimo servizio di Massimiliano Lopetrone. Si ripartirà dunque dal 2-0 per il Letojanni qui al Palabonini di Cinquefrondi.
inquadrato Antonio Melara della Jolly, classe 2003, che si riscalda. E volevo farvi vedere di nuovo la maglia della Jolly con la Calabria fatta con i puntini dietro dove c'è il numero. Poi davanti c'è la torretta di 5 frondi, quella che si vede in Piazza della Repubblica. Squadre pronte a rientrare in campo. C'è un cambio nella Jolly. Al posto di Fabio Remo, Massimiliano Lopetrone, e al posto di Matteo Bonati, Giacomo Varamo. Molto giovane la Jolly, contro l'esperienza di Letojanni, che conferma i 6 titolari. Quindi torna in campo Nicosia a fare da regista. Poi abbiamo Battiato, Cortina, Arena, Cavalli, il libero, Chillemi e Saglimbene. Cambio. Cambio, sì. Era stato scritto evidentemente nella formazione Arena. E entra al posto di Arena Schipilliti, che poi lascia il posto al libero Cavalli. Largo ai cavalli. Degli esposti, parte in +1 la Jolly, riceve Cavalli. Primo tempo di Arena di Battiato. Velocissimo Battiato, ottima rotazione del braccio che dà velocità all'attacco. 1-0. Parte bene quindi la formazione ospite, adesso al servizio con Giovanni Chillemi. Si dispone lunga la Jolly, pronta a ricevere questo servizio spin. Eccolo, Massimiliano Lopetrone. Bravissimi, però forse un'invasione aerea degli esposti. No. Che aveva sistemato il pallone con non c'è una nessuna mano. invasione aerea. Sì, lo so, però secondo me ci poteva stare. Ma la palla era di qua, l'invasione si fa quando è di là. Punto di Walter Vaiana, secondo terzo di questa partita. 1-1. Parte Massimiliano Lopetrone con la sua spin. Murato, Battiato, Cortina, ma c'è il recupero di Nicosia. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Massimiliano Lopetrone all'indietro, Varamo, out. Cade lentamente questo pallone e solo all'ultimo si vede che finisce out. 2-1. Molto fortunata qui la Jolly con questo money out. Massimiliano Lopetrone al servizio. Ancora spin. Buona, out, però è di poco. Out di poco. Rivediamo il replay. Pallone molto veloce, sì, out, confermiamo. 2-2. Battiato al servizio. Nastro. Varamo costretto a mettere un pallone in maniera difficile di là. Cortina, Murato! Muro di Vaiana. La manona di Walter Vaiana. 3-2. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly 5 frondi. Il pugno tra Vaiana e Lopetrone al posto del 5. Ed è proprio Walter Vaiana al servizio. Flot, Tesa, Cavalli. Cortina, ancora una volta Murato. La copertura di Nicosia, Cavalli ad alzare. A tutto braccio Saglimbene. Ciccio Pugliatti costretto a mettere un pallone non facile. Muro della Jolly con Peppe Orlando.
Un'altra copertura del Letojanni. Costruzione Jolly, centrale con Peppe Orlando, costretto a mettere Bella il alzata. pallone spinto. La copertura di Ciccio Pugliatti. Schiaccia come può. Alla fine, buona la schiacciata di Cortina. Si chiude qua questo lungo scambio tra le due squadre, 3-3. Sì, abbiamo visto belle difese da entrambe le parti. Sì. Cortina lo vedo un po' in difficoltà nel Letojanni. Infatti adesso a dialogo con il suo allenatore. Cambio per la Jolly. No, formazione. Chiama formazione il capitano Giacomo Varamo. Giacomino per gli amici. Ex Giacomino. Cresce sempre di più Giacomo. Stai in bene al servizio. 3 pari. Riceve Puntorieri. Ciccio Pugliatti. Bravo Cavalli a tenere in gioco il Tagli Letojanni. in bene. Chiede una doppia la Jolly. Ora a colloquio il capitano con l'arbitro. 3-4. Passa in vantaggio il Letojanni. Comunque abbiamo visto una grandissima schiacciata. Se non mi sbaglio era Saglimbene, che adesso è al servizio. Flottante su Varamo. Chiamato in causa Ciccio Ed è in Pugliatti. campo. È in. 4 pari. Bravo a ricevere il pallone Giacomo Varamo, che adesso è al servizio per la Jolly. Prende un po' di tempo il Letojanni per riposarsi, facendo scorrere il pallone in maniera abbastanza lenta. Stende adesso il braccio l'arbitro. E anche Varamo su Giovanni Chillemi. Buona Colpito questa schiacciata. al torace lo scognizzo di Siderno. Palla che si impenna a fondo campo. Ci ha provato con la spalla Alex Santacroce. 4-5, di nuovo in vantaggio la formazione ospite. Con Cortina al servizio. Cortina su Varamo, centrale con Peppe Orlando, la copertura del Letojanni. Sagli in bene, spinge la palla. Spinta, sì. Degli esposti, attacco centrale ancora con Peppe Orlando. Reattivo qua Cortina, però sì, la palla la mano ce l'aveva era bella molto aperta. forte la schiacciata lunga di Orlando. Sì. 5 pari. Degli Ciccio... esposti cerca spesso Peppe Orlando. Sta cercando spesso. Beh, in campo, Ciccio Pugliatti in zona di conflitto. Giovanni Chillemi, tocco del muro. Si butta tuffa sulla palla. Peppe Orlando mi sa. Come? Peppe Orlando ha toccato il muro e la rete. Ah, c'è pure tocco alla rete. Io guardavo Ciccio Pugliatti che si distendeva su questa palla. Sì, ma vabbè, aveva fischiato pure prima l'arbitro, quindi c'era il fallo. 5-6, di nuovo in vantaggio Letojanni. Piede. Puntorieri. Attacco centrale! Peppe Orlando! Guarda come si stanno trovando questi due. 6 pari. L'Orlando furioso a tutto braccio. Ogni tanto la devo cambiare a tutto braccio, quindi ora dico a tutta birra. No, che si ubriaca poi. Peppe Orlando al servizio. Ricezione Chillemi, Cortina Cavalli. Su Cavalli che un po' di non difficoltà recupera. qua. Giovanni Chillemi out. Passa in vantaggio la Jolly Cinquefrondi.
Quindi questa volta il punto di vantaggio non tocca alle Toianni, ma alla Jolly. La vedo un po' stanca la formazione ospite. Peppe Orlando ancora al servizio per la Jolly. Tesa! Oh! E forse era stata recuperata. No, tocca la No, no, ha toccato. Tocca terra. 8-6. Break Jolly. E chiama timeout. Coach Rigano. Sull'8-6 per la Jolly 5 Frondi. Fischia adesso il secondo arbitro. Squadre che rientrano in campo. Peppe Orlando a riprendere il gioco. Teso in difficoltà qua Chillemi ed è ace per Peppe Orlando. 9-6 più 3 della Jolly. Qualche difficoltà nelle Toianni. E ancora il centrale di Cetraro al servizio. Tesa ancora. Chillemi. E in Angolino. Incrocio delle linee. 9-7 interrompe qui la serie positiva della Jolly in Toianni. Abbiamo rivisto anche il replay della regia di Annalisa Gallo. Chiama formazione Giacomo Paramo. La telecamera. Servizio alle Toianni in +1 in questo momento, quindi Nicosia al servizio. Pallone così così di Lopetrone che poi schiaccia, viene murato. C'è la copertura di Varamo, degli esposti al centro per Vaiana. La copertura delle Toianni. Attacco centrale, guarda qua. Che cosa fa? Battiato con la mano sinistra. Manda in controtempo la Jolly. Eccolo qua, lo rivediamo anche nel replay. Pesca il centro del campo avversario e accorcia le distanze. Le Toianni 9-8. Ha fatto bene il timeout la squadra siciliana. Pallone su Massimiliano Lopetrone, degli esposti in pipe per Ciccio Pugliatti che viene murato. Massimiliano Lopetrone murato, ma c'era la copertura di Simone Puntorieri. Ancora Massimiliano Lopetrone murato ancora una volta. C'è un muro lì. Massimiliano Lopetrone stavolta cerca di ingannare il muro avversario, ma si porta a casa la rete. 10-8. Ha insistito in quella zona del campo la Jolly e alla fine ottiene il punto. Ha cercato tra l'altro Massimiliano Lopetrone, invece di schiacciare forte, ha cercato un pallonetto a scavalcare il muro, ma aveva preso anche quello, il muro del Toianni, che però si è portato a casa la rete. 10-8. Luca degli Esposti su Cavalli. Su Giovanni Chillemi. Una manata. Bella. Oh, presa all'ultimo. Sagli in bene, schiaccia Ciccio Pugliatti, non riesce ad impattare bene il pallone. 10-9. Che cosa ha recuperato Nicosia, Renato? Si tuffa e la prende quasi all'ultimo la palla.
Chillemi al servizio per il Letojanni. Spin per lui. Puntorieri, tiene bene, Degli Esposti, cerca e trova Giacomo Varamo, bravo qua! Pallonetto Il muro a avversario. scavalcare il muro, si tuffa Cavalli ma non raggiunge la palla. 11-9, break Jolly. Massimiliano Lopetrone al servizio. Spin, bellissima. Buona La risposta delle Toianni. Santa Croce in bugger per Ciccio Pugliatti, tocca il muro, c'è la copertura di Cavalli all'indietro. Sagli in bene A tutto Muro. il braccio, pallone che torna nel campo della Jolly. Degli Esposti ancora verso Ciccio Pugliatti. E mani out su Sagli in bene. Muro a 3. Senza rincorsa, rincorsa. 12-9. Buona la costruzione della Jolly. Ancora Massimiliano Lopetrone al servizio. Spin, come sempre. Tocca anche il nastro. Bravissimo qua. Sì, Cortino. vede Muro a 1. Tocco leggero. Varamo ha provato a coprire, non ce l'ha fatta. Ha toccato con il pugno la palla. 12-10, si riporta a -2 Letojanni. Al servizio Battiato per Letojanni. Jump float per lui. Tesa su Ciccio Pugliatti, Degli Esposti ancora per Ciccio Pugliatti. Dà un colpetto alla palla. E il muro tocca quanto basta per mettere in difficoltà la Jolly. Una leggerezza di Ciccio Pugliatti qua. 12-11. Battiato al servizio, tesa su Puntorieri. Ah! Chiedono l'invasione i giocatori della Jolly. Non c'è. 12 pari. E recupera Letojanni. 3 punti consecutivi. Ancora Battiato al servizio. Riceve Massimiliano Lopetrone, Degli Esposti. Cerca e trova Walter Vaiana. C'è caspita, questo pallone. c'era, Degli Esposti. Alzata così per Varamo. Out per pochissimo. Va out per pochissimo. Peccato. Vediamo. Lo sai che forse è in. Lo sai che è in. Se non in è sulla linea. E quindi è in. Sì. 12-13. E si ferma, ci restituisce. Di Battiato che interrompe questa serie positiva del Letojanni e riporta in parità le due squadre. Al servizio Walter Vaiana per la Jolly, ma viene sostituito Dal solito Peppe Fazzari. Sì. Stava per battere Walter Vaiana. Se ne accorge adesso del cambio. Ed entra il polistenese Peppe Fazzari. Riceve Letojanni. Cortina. Tocca forte. sul tetto. L'aveva presa Massimiliano Lopetrone. Sì. Pallone che tocca. Non ha ammortizzato. Sì. Pallone che tocca il tetto del Pallabonini. 13-14. Sagli in bene al servizio. Comunque molto meglio Letojanni dopo il time out. Simone Puntorieri. Degli Esposti per Ciccio Pugliatti. Bravissimo Cavalli qua.
e una free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly. Varamo degli esposti, Varamo ancora, tocca e alleggerisce il muro. Cortina ancora, e non tocca il muro questa volta, bravissimo il tetto. Massimiliano Lopetrone. Bella anche questa alzata. Cavalli, ancora Cortina chiamato in Muro. campo, c'è il muro della Jolly e la copertura di Nicosia. Schipilliti, muro ancora della Jolly, ancora Nicosia. Questa volta più Cavalli alta per Cortina, Murato ancora una volta, questa era una quarta. Varamo degli esposti per Ciccio Pugliatti. Troppo il pallone a scavalcare il muro. Pipe di Giovanni Chillemi, ma c'è copertura. Pipe defilata. Oh, pallone regalato forse. Sì, c'è il fallo del Letojanni. No, palla in, ha chiamato palla in l'arbitro, sì. Nessuno tocca la rete. 14 pari. Altro grande scambio tra le due squadre. Squadre. Ogni tanto infatti ogni tanto si scioglie un po' la lingua. Di nuovo in parità le due squadre. Giacomo Varamo, lunga Su Chillemi. Chillemi la riprende, pallonetto. Cortina, bravo Pepperlando. Out. Spreca tutto. Nicosia qua. di prima intenzione, ma il nastro gli dice di no. Prolunga 14, la cambia traiettoria. Entra il numero 7 Arena, esce Schipilliti. Quindi si chiude il cambio. Chiede formazione Arena. Capitano appena entrato. Mentre Varamo è pronto al servizio da un bel po'. 15-14. Si sentono anche le indicazioni di mister Salvatore Albanese. Teso questo pallone su Cortina. Sagli in bene. Murato. Muro di Ciccio Pugliatti. Da solo Ciccio Pugliatti. Break Jolly. Giacomo Varamo ancora al servizio. Sempre lì. Cortina. Buono. Tocca Alex Santacroce. Ancora Cortina, tutto braccio di nuovo Alex Santacroce, però la palla sbatte sul tetto del Pallabonini, peccato. 16-15, due grandi interventi di Alessandro Santacroce. Cortina al servizio su Puntorieri. Ed è Murato, l'Orlando Furioso. Era leggibile. Erano lì, centrale. Chi l'ha murato? Non ho visto. Era un muro a due. Arena? Sì, là davanti c'è Arena e in coppia penso con Nicosia o con Chillemi. 16 pari. Pallone teso su Varamo. Degli esposti per Ciccio Pugliatti, out. Era sotto mani out. L'arbitro, il secondo arbitro non si muove e il primo arbitro stava aspettando l'indicazione. Giustamente non l'aveva vista, aveva la visuale impallata dai giocatori della Jolly. Il secondo è lì. Il secondo è rimasto fermo nel campo del Letojanni, dalla parte del campo del Letojanni. 17-16, anche perché è caduta sotto gli occhi di tutti, della panchina della Jolly e dei giocatori della Jolly. Ciccio Pugliatti al servizio su Cavalli. Giovanni Chillemi, muro. L'uomo ragno Alex Santacroce. Copertura di Pepperlando in bagger. Varamo per Massimiliano Lopetrone. Mani out di Lopetrone. Esultano tutti in panchina Jolly. 18-16. Un bellissimo punto questo.
Bravo Ale. I due Ale, Alengers. i due Ale. Alengers, come lo chiamano i suoi Santa compagni Croce di che è andata a squadra. recuperare e poi l'alzata su Lopetrone. Tesa di Ciccio Pugliatti su Giovanni Chillemi che schiaccia, ma Muro, Murato. c'è Cavalli a fondo campo. Primo tempo, 4, 4. non è 4, è in campo, si ferma sul nastro questa schiacciata del Letojanni, è time out del Letojanni. In difficoltà Letojanni. Galvanizzata la Jolly, Sì. trascinata da un giovanissimo Lopetrone. Sono due facce completamente diverse della Jolly. Sabato scorso ha vinto il secondo set 25-27, poi si è fatta rimontare 3-2, ha perso la partita 3-2. Il terzo set si doveva vincere facile, no? Dopo il risultato di 25-27, come mi aveva detto mister Pellegrino alla fine della partita. Infatti era arrabbiatissimo mister Pellegrino. La Jolly si deve caricare dei momenti a favore. (19 a 16). Ciccio Pugliatti al servizio per la Jolly. Non più spin per lui. Jump float. Su Chillemi, alzata per Chillemi, Muro. ma c'è copertura. Meno male, non tocca il tetto. Si disturbano Santa Croce e degli Esposti. Non si trova bene Varamo su questa schiacciata di Saglimbene. Palla finisce a fondo campo. Posizionato bene il Letojanni, in questo caso è male la Jolly. Peccato sull'alzata di degli Esposti, disturbato dallo Scugnizzo di Siderno, che non aveva visto arrivare il proprio alzatore. Arena al servizio su Varamo. Oh, vicino a questa palla, ma out. c'è tocco. Ancora una volta indecisione del primo arbitro. Il secondo arbitro rimane fermo lì. C'è stato il tocco, quindi 20 a 17. Vediamo, Varamo a colloquio con l'arbitro. Cartellino giallo per la Jolly. Non si può andare a richiedere un giallo agli avversari. Sì, le proteste erano del Letojanni e prendiamo il cartellino giallo infatti noi. Varamo ride, il diciamo, cartellino giallo per il Letojanni. E invece lo riceve la Jolly. Si sono solo peggiorate le cose. 20 a 17. Non mi pronuncio, se no qualcuno mi... vabbè, secondo me non è giusto andare a richiedere all'arbitro il cartellino. Non lo so cosa ha chiesto, no? Tu non che ne sai cosa ha chiesto. Vabbè, sì, però boh. Non lo so, però ad intuito. Io non mi pronuncio, onde evitare la censura. Cavalli. Primo tempo, tocco del Muro. Tocca Ciccio Pugliatti a fondo campo. Duello aereo e copre Lopetrone. Costruisce Letojanni. Chillemi. Sì. Passa sul lungolinea. Lungolinea di Giovanni Chillemi. C'era Varamo, ma non è riuscito ad impattare bene. 20-18. Nicosia al servizio. Su Lopetrone. E Lopetrone si prepara ed è out, tocca, peccato. Asta. Tocca l'asta. Peccato, si era coordinato. Ha tentato quel lungolinea, ma chiama time out mister Pellegrino.
Siamo ad un time out per parte, giusto Renato? Te li stai segnando i time out? Oui. Uno sull'8-6 del Toianni, ora sul 20-19 mister Pellegrino. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out chiesto da coach Pellegrino. Nicosia al servizio, punterà ora o Varamo o Puntorieri, vediamo, e poi Fuini sull'Opetrone. Massimiliano Lopetrone. Pipe, No, pesta no, tocca la linea. da seconda linea Ciccio Pugliatti. E pareggia le Toianni, pareggia. Zitta zitta, è arrivata. Nonostante la stanchezza. Stiamo facendo tanti punti noi, sia da un lato che dall'altro. Di nuovo, questa volta sul Varamo, primo tempo di Vaiana che si insacca su Chillemi. Wow! Bello questo attacco di Walter Vaiana. Sì, rotazione di Vaiana. (21-20) degli esposti al servizio, riceve Su Chillemi. Chillemi, Saglin bene, tocco del muro, si tuffa sì. Ciccio Pugliatti. (21 pari. Giovanni Chillemi al servizio, risposta lunga alla Jolly. Out. Lunga anche la battuta. Di nuovo in vantaggio la Jolly 5 frondi. Zona calda del punteggio di questo terzo set. Sì. Con Lopetrone al servizio, Gabriele. Importante. E si ferma sul nastro. 22 pari. Sono sempre un'incognita queste spin. Sì. E ci sta dopo la bella serie che ci ha fatto vedere nell'altro set. Dall'altra parte si prevale Battiato. Insidiosa per Puntorieri. Vediamo questa volta, infatti. Con l'aiuto del nastro Ciccio Pugliatti, costretto alla free ball Cortina. Giacomo Varamo degli esposti all'indietro per Giacomo Varamo, era un po' in ritardo. Smanaccia 22-23 e chiama giustamente time out mister Pellegrino. È rivedibile la decisione degli esposti che ha scelto appunto di servire Giacomo Varamo per l'attacco. Bisogna essere pronti. (22-23). Già posizionato in battuta Battiato. Attacco a 3. Sempre Puntorieri che non riceve bene. Murato tocca la faccia di Walter Vaiana e si porta a 24 il Letojanni. Peccato. Mettiamo Santa Croce a questo punto. È in difficoltà Simone Puntorieri sulla battuta. Abbiamo visto anche nell'altro set, tutti i giri, con tutte le rotazioni con Battiato. Sì. Lui è in difficoltà.
e quando non si riceve bene non si riesce a costruire. Questa volta si ferma sul nastro il primo dei sette è match point, Gabriele. Sì. Walter Vaiana bacia il pallone, pronto al servizio. Non viene sostituito questa volta da Peppe Fazzari. Su Chillemi, dietro per Saglimbene e chiude così 23-25. Chiude così volley Letojanni, 3-0 come avevamo previsto. Risultato da pronostico non era molto, ma comunque abbiamo visto una buona Jolly. abbiamo visto una crescita della Jolly rispetto alle partite precedenti, un buon gioco, manca poco. Ricordiamo i parziali: primo e secondo set 21-25, terzo set 23-25. Oggi ci siamo divertiti tantissimo a guardare questa partita. Una squadra di giovani come quella della Jolly ha affrontato una macchina come quella del Letojanni, una macchina esperta, molta esperienza, sono tutti giocatori che provengono comunque dalla ex Serie B. E abbiamo visto un netto miglioramento dei singoli nella Jolly. Sì, speriamo nella ripresa nel nostro schiacciatore infortunato. Gabriele, vediamo la prossima settimana Contro il Lamezia, qui al Palabonini. Infrasettimanale il 24, sì. Mercoledì, non sappiamo, saremo in grado di mandarla. E poi per motivi di lavoro lavoro e di studio. Sabato prossimo non ci sarà la partita. Sabato prossimo non si gioca, penso. Il 24 non giochiamo, gli altri giocano il 27. Sì. E poi sabato non si gioca. Per questo c'è il turno infrasettimanale. Fanno giocare di mercoledì per non far giocare sabato, penso, non lo so. No, l'altra è il Fidati, 3 di marzo, mi pare. Avevo controllato il calendario perché ci sono le cresime a 5 fronti e quindi avevo controllato se sabato combaciava con... Sembra che la prossima è di marzo, qualcosa da 3 marzo, 7 marzo. Sì, a marzo poi. Va bene, possiamo chiudere qui il collegamento di oggi dal Palabonini. Vi ringraziamo ancora una volta. Giochiamo la prossima settimana con chi? Seguiti. È la prima di ritorno la settimana prossima con il Raffaele Lamezia. Sì. Alle 18. Grazie ancora a tutti. Arrivederci. Quanti.